lo dico a fare se col cuore non sai andare oltre? Che te lo dico a fare se il mare è una coltre, il rosso sangue qui non c'è abbastanza luce per vedere, ma c'è abbastanza buio per pensare. È un gioco a tre, tu, te stesso e l'universo, e ti ritrovi in un gioco perverso dove la vita è tutta un compromesso. Presto, devo fare presto, devo essere onesto, devo inserirmi in un contesto. Non ditemi che basta questo, vi prego, non fatemi svegliare un'altra volta gridando che cazzo me l'ha fatto fare. Oh, ma che cazzo te lo dico a fare? Oh, ma che cazzo te lo dico a fare? Così come la Carta Costituzionale Italiana non è una carta d'autonomia, è una Carta Costituzionale Italiana. Lo Statuto siciliano è uno statuto, così come qualsiasi statuto è uno statuto, né di autonomia e senza autonomia. Il Statuto siciliano, che è stato conquistato, non dato, conquistato dai siciliani, prima ancora con le lacrime e il sangue, bravo, con la Sicilia in armi contro lo Stato italiano, è stato conquistato mentre ancora non esisteva la Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana, per evitare una deriva della Sicilia, inserisce lo Statuto siciliano nella Carta Costituzionale Italiana, ma da oltre 65 anni i vari articoli dello Statuto siciliano attendono che i vari governi italiani che si sono succeduti sino ad oggi varino i decreti attuativi per rendere per l'appunto attuabili gli articoli dello Statuto siciliano. Solo per qualcuno di scarso peso e rilevanza è stato varato il relativo decreto attuativo, quello che interessano i politici. Se si applicasse lo Statuto siciliano totalmente e integralmente non ci sarebbero le richieste dei pescatori, non ci sarebbero le richieste degli agricoltori, non ci sarebbero le richieste dei pescatori, perché la Sicilia sarebbe una delle regioni più ricche d'Italia. Basta pensare all'articolo 36, 37 e 38, ci farebbero una delle regioni più ricche d'Italia. Allora il comitato Forza Turco ha chiesto ai siciliani, al popolo siciliano, di scendere in piazza. Il popolo siciliano ha risposto. Adesso si devono eliminare le richieste delle corporative, si deve parlare di popolo siciliano. Il popolo siciliano pretende che si applichi totalmente lo statuto di autonomia. L'ultima cosa è me ne vado, vi voglio presentare quella là, la bandiera siciliana. Quella bandiera quest'anno nel 2012 compie 730 anni, non 150, 730! Va bene. Questo significa che per circa 600 anni siamo vissuti lo stesso senza essere assistiti dall'Italia. Va benissimo, salvo, per piacere. L'avete detto voi dove volete arrivare, l'avete detto voi e lì bisogna arrivare. Ma adesso io chiedo, perché vedete abbiamo tutto il mondo contro, i politici ci hanno infangato perché loro sono convinti di avere la stampa per le mani. Noi abbiamo fatto interviste poco fa, ho sentito un'intervista amorevole di Mariano Ferro, però non ti credere che scriveranno tutto quello che tu hai detto. Allora, la politica nazionale, la politica regionale e compresa la stampa dirà sempre che siamo collusi con la mafia. La mafia siamo noi. Volevo fare delle proposte, come è stato detto,
Si è parlato molto di alcuni punti dello statuto, non si è parlato del 41 che parla appunto della possibilità della regione di emettere moneta di proprietà. Attualmente le banconote che avete nel portafoglio non sono di pochi, non sono vostri, neanche quelli che lavorate sudando, non sono di vostra proprietà, vengono emesse a debito dal 1971 dopo l'abolizione dei trattati di Bretton Woods. Non si stampa più con riserva aurea, quindi le monete che vengono emesse sono emesse a debito. Noi non possiamo e non potremo mai pagare questo debito, ma siamo veramente fortunati perché all'interno del nostro statuto abbiamo la possibilità di emettere moneta di proprietà. Quindi sicuramente la mia proposta si chiama moneta a credito, lo possiamo fare, è nel nostro statuto, ne possiamo parlare e lo possiamo organizzare. Ma se non si parlerà di moneta a credito, di sovranità monetaria, è inutile fare qualsiasi discorso riguardante una qualsiasi di protesta. Ok, grazie Alessandro. Allora senti il Simone. Comunque chiuderò e parlerò solo di questa cosa. Informatevi, perché fino a quando non si parlerà e non saprete che cos'è il problema della moneta debito e del signoraggio bancario, saremo sempre soggiogabili e fregati. Dovete informarvi, perché fino a quando non saremo informati non avremo la possibilità di essere liberi. Grazie. La prima cosa che ci manca, l'organizzazione. A organizzazione siamo messi un poco maluccio. La comunicazione, che grazie a Dio potrebbe non mancare, ma è fatta male. La sovranità monetaria. Però c'è un attenuante che ci prendiamo. Siamo stati travolti da tutto quello che è accaduto. Ora io dico a tutti, ai vari comuni della Sicilia, quando tornate a casa cominciate a farvi i comitati di città, per ogni città. Se dobbiamo dire che bisogna andare a Priolo, a Melazzo e a Gela, ogni città vi mettete in moto e venite a Priolo, a Melazzo e a Gela, perché è così, perché il segnale che bisogna dare è peggio del Video di Palermo dove c'erano 15.000 persone, e quindi bisogna farlo, perché non è che andiamo in 10 persone a Priolo, a Melazzo e a Gela, siamo a dire autobus a Priolo, autobus a Melazzo, autobus a Gela, decidiamo dove andare e ci dividiamo la Sicilia. Va bene? Quindi, secondo, chi non volesse andare a Priolo, a Melazzo, a Gela potrebbe fare un bel presidio, e questa è un'altra proposta e ripeto la facciamo insieme, ma è una proposta che vorremmo che voi accettassi, davanti alla sede di tutte le città, di tutte le province, davanti alla sede del presidio, perché i messaggi devono essere chiari. Ovviamente i presidi davanti alla sede che si fanno in modo tranquillo, con un bello calzetto e con quello che vogliamo scrivere. Secondo. Terzo, se non c'è la sede, c'è l'agenzia delle entrate, la stessa cosa, il menù è ricco, il problema è che però dobbiamo ritornare fuori di nuovo, perché non possiamo addormentarci questa volta, e dobbiamo dire a tutta l'Italia, no al Lombardo che ci accusa di queste scemenze, di dire oggi veramente è scivolato Presidente, ma è scivolato per motivo, perché cominciano ad avere paura tutti di quello che sta accadendo in Sicilia, questa è la verità. Cominciano ad avere paura tutti di quello che sta accadendo in Sicilia, saremo sì arraffazzonati, lo dico alla stampa, alla televisione, siamo arraffazzonati, siamo male organizzati, siamo messi male all'organizzazione sicuramente, ma siamo siciliani incazzati. Dalle nostre parti diciamo se va buono o va schifio solamente lo sai Dio. Ma che te lo dico a fare?